Professor Gianfranco Tuzzolino, nuovo presidente del Polo Universitario di Agrigento, qual è la condizione che trova e quali sono i suoi programmi futuri? Bene, la condizione del Polo Universitario di Agrigento è una condizione molto favorevole perché negli ultimi anni i corsi di studio che sono qui impiantati da tantissimo tempo, da almeno 20 anni, hanno trovato un loro sviluppo, una loro giusta collocazione nell'offerta formativa dell'Università di Palermo. Ma quello che io vorrei fare qui, anche sul solco di chi mi ha preceduto, illustri docenti che hanno creduto in questo luogo, è potenziare questa sede universitaria che non mi interessa tanto come sede decentrata. Ecco, questo è un discorso che ho fatto a tutti i dipendenti stamattina. Non è una sede decentrata, ma è una sede di grande qualità, un polo che alla pari di tante altre realtà che costituiscono l'Università degli Studi di Palermo avrà una sua autonomia, avrà un suo sviluppo legato soprattutto alle relazioni che sapremo mettere in campo con i paesi del Mediterraneo. Quindi più che sede decentrata io vorrei parlare questa volta di sede d'eccellenza che dovremmo sviluppare in questo luogo a partire da una rete di relazioni internazionali che già sono in atto ma che potenzieremo riguardo al Nord Africa, riguardo al Medio Oriente con cui abbiamo degli ottimi rapporti. 7 corsi di laurea, l'offerta formativa è già comunque abbastanza importante. Quali sono? I corsi di laurea riguardano architettura, ambiente costruito, riguardano economia, giurisprudenza, lingue, servizi sociali e si distribuiscono in un ambito di corsi di laurea triennali e magistrali. C'è anche scienza della formazione, che è un corso di laurea quinquennale a ciclo unico. Ma al di là dei corsi di laurea, noi dobbiamo potenziare ovviamente quelli esistenti, farli andare a regime in maniera più compiuta e più soddisfacente, ancora di più, perché già adesso quest'anno abbiamo 500 immatricolati, quindi è solo immatricolati ed è una grande realtà locale e regionale. Ma dobbiamo potenziare anche le vocazioni del territorio, per cui il turismo, anche l'agricoltura, perché no? Il rapporto con i beni archeologici, paesaggistici, che sono una grande risorsa non solo per Agrigento, non solo per la Sicilia, ma a livello internazionale. Quindi abbiamo tutte le caratteristiche per rendere Agrigento una sede importantissima e riconosciuta a livello internazionale. Secondo me dobbiamo intendere questo polo sicuramente come territoriale, perché il territorio deve essere sicuramente coinvolto a partire dalle realtà comunali, della realtà dell'entroterra, della montagna, della costa, tutta la provincia deve essere rappresentata. Ma non è questo la nostra mission, il nostro interesse è quello di guardare alto e avere delle interlocuzioni internazionali, per cui a traino anche le realtà locali potranno avere un loro beneficio in termini di sviluppo intellettuale, di sviluppo economico, finanziario e soprattutto culturale, e non è poco per il territorio che rappresentiamo.